Bene, vogliamo aprire la Bibbia, un piccolo salmo volevo condividere con voi, molto semplice. Vogliamo con l'aiuto del Signore cogliere una bella parte spirituale della parola. Salmo 84, alleluia. Salmo 84, probabilmente questa composizione, questo salmo è un canto. I figli di Core erano dei musicisti, avevano composto probabilmente questa parola, questo salmo, per darlo al maestro del coro nel Tempio. Gloria a Dio. A Dio va la lode e la gloria. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, o Eterno degli eserciti. L'anima mia langue e viene meno, bramando ai cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini presso i tuoi altari, o Eterno degli eserciti. Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno il cuore alle vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Essi vanno di forza in forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. O Eterno, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, o Dio di Giacobbe. O Dio, scudo nostro, vedi e riguarda il volto del tuo unto, poiché un giorno nei tuoi cortili val meglio che 1000 altrove. Io preferirei piuttosto starmene sulla soglia della casa del mio Dio, che abitare nelle tende degli empi, perché l'Eterno Dio è sole e scudo. L'Eterno concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano nell'integrità. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Amen. Gloria al Signore. Accomodatevi pure. Alleluia, un bellissimo salmo, una bella composizione. Alleluia. D'altronde, quando lo Spirito Santo è che guida, tutto risulta bello. Alleluia. Sicuramente chi ha composto questo salmo, i figli di Core, erano particolarmente guidati dallo Spirito Santo. Hanno un ricordo di come si sta bene alla presenza di Dio. Probabilmente hanno una difficoltà, non possono stare molto alla presenza di Dio, e nelle loro vite c'è questo bel ricordo di quanto sono amabili le tue dimore. Alleluia. O Eterno degli eserciti, com'è bello stare alla tua presenza. Alleluia. Il versetto 2 dice: l'anima mia langue, soffre, viene meno, bramando, desiderando i cortili dell'Eterno. Ci si accontenta pure di stare nel cortile della casa del Signore. Se mi è impossibile proprio andare dentro, purché stia almeno davanti al cortile.
Alleluia. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Osserva i passeri e osserva che il passero si trova persino il nido nella casa del Signore. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini presso i tuoi altari. Che bello, è come se desiderasse quasi essere un uccellino, pur di stare nell'altare del Signore, davanti alla sua presenza. Gloria a Dio, è buono avere questo desiderio. Amen. E non dobbiamo mai perderlo. Stare alla presenza del Signore. Stare dove si celebra il suo nome. Amen. Amen. E stare con chi celebra il nome del Signore. Alleluia. Presso i tuoi altari, o Eterno degli eserciti, Re mio, Dio mio. Guardate cosa dice: beati quelli che abitano nella tua casa. Non che stanno nella tua casa, frequentano la tua casa, ma che abitano nella tua casa. Cioè risiedono in modo stabile, sempre alla presenza di Dio. Gloria al Signore. Ricordo che giù da noi in Sicilia ogni giorno c'è una riunione di culto ogni giorno. Le chiese sono la maggior parte grandi, sono anche le chiese più piccole, ma sono poche. La maggior parte delle chiese sono grandi, grazie a Dio. E da piccolo andavo per esempio a Catania, a Paternò, e vedo lunedì, martedì, mercoledì, ore, da lunedì alla domenica. E mi chiedevo, ma tutti i giorni c'è il culto? Perché nella mia comunità, che era piccola, era solo 2 volte alla settimana, no? E da piccolo riflettevo, ma questi vanno in chiesa tutti i giorni? Finché poi ho capito cosa vuol dire stare continuamente a offrire il culto al Signore. Non basta il lunedì, né il martedì, né il mercoledì, né il giovedì, né il venerdì, né il sabato, né la domenica. Alleluia, è bello stare dove si loda il Signore. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Alleluia. Quelli che abitano nella casa del Signore e lo lodano del continuo hanno una particolarità. Sono diversi. Perché trovano nel Signore la loro forza. Hanno a cuore le vie del santuario, cioè hanno a cuore l'opera di Dio. E quando attraversano la valle di Baca, che è una valle arida e deserta, cioè quando si trovano nelle difficoltà, nelle prove, sono capaci di trasformare questo luogo arido in un luogo di fonti. Si è diversi, gloria al Signore. Si è di benedizione non solo per se stessi, ma anche per gli altri. E noi vogliamo essere di benedizione per il popolo di Dio. Amen. La valle di Baca la si attraversa sempre. Le difficoltà, il deserto, il luogo arido si attraversa sempre. Ma se siamo del continuo in comunione con Dio, siamo capaci, non per nostro merito, ma per la capacità che ci viene dalla grazia di Dio, dall'amore di Dio, dalla potenza sua, dalla guida dello Spirito Santo. Abbiamo la capacità di trasformare ogni situazione negativa in un momento di benedizione particolare. Alleluia. E la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Essi vanno di forza in forza. Vedete? Alleluia. C'è una differenza fra coloro che amano stare del continuo alla presenza di Dio e di quelli che sporadicamente hanno il desiderio si ricordano ogni tanto, c'è il culto, c'è differenza.
Noi vogliamo stare del continuo alla presenza di Dio. Alleluia, perché così riceveremo quella forza necessaria di andare avanti, di forza in forza. Avremo quella forza di superare ogni difficoltà. Andremo sempre avanti. Amen. Alleluia, fino a comparire un giorno davanti a Dio in Sion. Alleluia, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, o Dio di Giacobbe. E poi nei Salmi a volte leggiamo questa pausa scritta tra parentesi. Pausa. È un momento di riflessione. Fermati un attimo e rifletti. Amen. Alleluia. Dio, scudo nostro, vedi e riguarda il volto del tuo unto. Guardate cosa dice quel salmista. Un giorno nei tuoi cortili vale meglio che 1000 altrove. Chi può affermare questo? Solo chi assapora la bellezza di stare davanti a Dio. Meglio un giorno nei tuoi cortili. Un giorno solo, ma viverlo alla tua presenza. Che vivere 1000 altri giorni altrove, in altri luoghi. Alleluia. Io preferirei piuttosto starmene sulla soglia della casa del mio Dio. Sapete cos'è la soglia? L'ingresso. Proprio lì. Meglio stare lì che starmene proprio lontano. Che stare invece nella casa degli empi, nelle tende degli empi. Alleluia, che abitare nelle tende degli empi, perché l'Eterno Dio è sole ed è anche scudo. L'Eterno è chi si rivolge a Dio chiamandolo sempre Eterno, l'Eterno Dio degli eserciti. L'Eterno concederà grazia e gloria. Alleluia. Sapete perché? Perché Dio non rifiuta nessuno di quelli che hanno desiderio di entrare davanti a Lui, al suo cospetto, nella sua presenza, nella sua casa. Egli non rifiuterà alcun bene. Alleluia. Quelli che camminano, però dice, nell'integrità. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. E questo dobbiamo fare. Confidare nel Signore. Cioè appoggiarci interamente su di Lui. Amen? Alleluia. Dio ci ha dato una possibilità meravigliosa. Ci dà la possibilità di stare alla sua presenza tutte le volte che vogliamo. E vogliamo dire grazie, Signore, per questa possibilità che ci dai. Alleluia. Ci sono stati tempi, durante la guerra, la persecuzione, che veramente si desiderava, ma non così a parole come riesco ad esprimermi. Proprio come dice il salmista, ognuno di quelli che erano impediti di radunarsi, veramente poteva dire: l'anima mia langue e vien meno, bramando i cortili dell'Eterno. Non c'era libertà. Anche l'Italia ha vissuto momenti di persecuzione, però quei momenti di persecuzione che io non ho vissuto, né quelli della mia generazione, ma quelli della generazione passata, sì, hanno vissuto momenti di dolore, tristezza, ma anche di grande benedizione. Perché ogni qualvolta si radunavano, lo facevano con profonda gioia e profondo desiderio. Alleluia.
E non ho mai visto ai giorni nostri qualcuno che è disposto a fare pure strada a piedi pur di raggiungere il luogo dove si raduna. Ma una volta sì. Le mie orecchie hanno ascoltato e ho conosciuto questi fratelli. Io li ho conosciuti e mi raccontavano. Avevo il mulo, 2 figli, fratello di Bronte e mia moglie. I miei figli mi mettevano sulle ceste, una a destra e una a sinistra, 30 km a piedi, poi ci fermavamo, ci riposavamo, mia moglie mi dava il cambio, io mi riposavo un po', altra strada a piedi, però calcolavamo il tempo pur di giungere al luogo di dove ci si radunava e non si badava alla stanchezza. Grazie a Dio il Signore aveva provveduto un mulo. I più fortunati, quelli più stavano meglio, avevano anche i carretti, però quando ci si vedeva, grande affetto fraterno. E subito, gloria a Dio, ce l'hai fatta, siamo qui, gloria a Dio, amen, alleluia. Mettiamoci in preghiera, subito, la prima cosa, preghiera, e si pregava. E mentre si pregava, il Signore battezzava nello Spirito Santo. Gloria a Dio. Qualcuno aveva bisogno di una guarigione. Gloria a Dio, avveniva pure la guarigione. Poi qualcuno sapeva leggere a stento, qualcuno dice, chi sa leggere? Io ho fatto un mesetto di scuola. Dice qualcosa. E si leggeva un salmo. Ringraziamo il Signore per questa parola. E si pregava. Un giorno ai tuoi cortili vale più e meglio di 1000 altri giorni vissuti altrove. E Dio ci dia grazia di non perdere mai questo desiderio. Amen. È sempre una gioia quando si sta insieme. Amen. E grazie Signore per la libertà che ci dai. Amen. Vogliamo saperla apprezzare. Alleluia, gloria a Dio. Verranno giorni in cui purtroppo non potremo più frequentare la Chiesa. Non so, per vari motivi. Gloria al Signore, ma vogliamo fare bagaglio. Amen. Più che si può. Ho conosciuto fratelli anziani non potevano più venire in chiesa per motivi di salute, però il loro desiderio era proprio quello che esprime questo salmo. Mentre erano nel letto, oh Signore, fammi stare alla tua presenza. Voglio stare con i miei fratelli e le mie sorelle. Anche ora, Signore, sono alla tua presenza perché ti sto pregando, ma lontano da me ci sono i miei fratelli. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Verranno giorni che probabilmente non potremo più frequentare la Chiesa. Alleluia. Amen. Facciamo bagaglio veramente. Sapete, ho conosciuto il fratello Toppi e mi diceva, aveva radunato dei giovani e diceva, ora che siete giovani imparate qualche salmo a memoria, imparatelo, perché che ne sapete se un giorno quando sarete vecchi non siete più in grado di leggere la Bibbia, però quello che vi ricorda, quel salmo che avete in mente sarà anche nel vostro cuore. E quella sarà la vostra preghiera. Oh, grazie a Dio per questi cari fratelli. Qualcuno dice, ma sono all'antica. Meglio servire il Signore all'antica. Non c'è un modo di servire il Signore moderno, no? Il Signore va servito, così come è stato sempre servito. Dagli apostoli fino ad oggi. Bisogna servire il Signore allo stesso modo, alla stessa maniera, così come ci è stato insegnato. Alleluia.
che Dio possa operare nella nostra vita. Amen. Molto dipende, tutto dipende dal desiderio che è in noi. Amen. E allora dico, Signore, non fa spegnere mai il desiderio del mio cuore. Che ancora oggi, voglio dire, meglio un giorno nei tuoi cortili che 1000 altre altrove. Meglio stare sulla soglia della casa del mio Dio che dentro la tenda degli empi. Amen. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, o Eterno degli eserciti. Dobbiamo chinare il nostro capo.